Sgominata una baby gang dai carabinieri di Vittorio Veneto, 6 studenti tra i 16 e i 17 anni residenti nel Vittoriese sono finiti agli arresti domiciliari per rapina, estorsione, furto aggravato, percosse ai danni di coetanei. Facevano parte di un gruppo su Instagram denominato Blood Gang Banda del Sangue, in cui si vantavano delle loro azioni intimidatorie. Feroci con i compagni e sfrontati con gli adulti, era un sodalizio volto al controllo del territorio e a terrorizzare non solo i coetanei, ai quali estorcevano piccole somme di denaro o oggetti di valore, talvolta anche con calci e pugni, ma anche i negozianti del centro, pensando di restare impuniti perché minorenni. Ma il meccanismo di impunità si è inceppato con l'indagine avviata contestualmente alla denuncia di un ragazzo a cui avevano rubato una catenina d'oro e da novembre 2019 è partito il controllo da parte dei militari dell'Arma che hanno potuto accertare 10 episodi tra ottobre 2018 e giugno 2020. Il modus operandi era tipico del gruppo che utilizzava appunto il potere intimidatorio dovuto ad atteggiamenti di bullismo per incutere timore e costringere i loro coetanei a fare quello che chiedevano e in caso di rifiuto ad agire in maniera illegale mediante estorsioni, rapine e furti. 3 di loro erano già noti sul territorio per aver commesso questo tipo di illeciti e adesso dovranno scontare i domiciliari, secondo quanto disposto dal GIP del Tribunale dei minori di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica. Si prospetta innanzitutto un periodo di permanenza domiciliare dove dovranno essere sottoposti a controlli sia da parte dei genitori che delle forze di polizia, non potranno appunto uscire di casa e poi dovranno iniziare un percorso di recupero per espiare, diciamo, la pena.